Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app. Giornata di lutto a Crotone, Cutro e Isola Caporizzuto per i funerali delle vittime della tragedia che si è consumata nella notte tra sabato e domenica, toccante il saluto dei figli di Massimo Marrelli. Ancora un'operazione antidroga della squadra mobile a Cosenza, in manette banda di spacciatori che agiva nel centro storico. Il procuratore spagnolo ha parlato di emergenza sociale. La città dei Bruzzi è la prima del centro-sud e quinta in Italia nel rapporto Ecosistema Urbano 2018 redatto da Legambiente. Le nuove disposizioni del governo mettono a rischio l'esperienza degli SPRAR. In Calabria c'è molta preoccupazione. Assoluzione per Umberto De Rose, chiuso il processo Ragate a Cosenza. De Rose era accusato di tentata violenza privata. Caselli e binari e terreni del valore di 100 milioni ceduti dalle ferrovie alla regione. Via Stroppa, al suo posto Massimo Oddo. Il Crotone nel tardo pomeriggio ha deciso di esonerare il tecnico e di affidarsi per la sfida di mercoledì a Lecce all'allenatore della Primavera Moschella. Il Cosenza invece si prepara alla sfida di domani con la capolista Pescara. Ben ritrovati dalla redazione del TG10. In primo piano l'addio alle vittime del tragico incidente di Isola Caporizzuto, lutto cittadino a Crotone. Stamattina i funerali dell'imprenditore Massimo Marrelli, nel pomeriggio l'ultimo saluto ai 3 operai. Vediamo. Giornata di dolore e silenzio, di lutto, di un cielo uggioso, di pioggia e di lacrime a Crotone, Cutro e Isola Caporizzuto, dove sono stati celebrati i funerali dell'imprenditore Massimo Marrelli e degli operai Santo Bruno, Luigi Ennio Colacino e Mario Cristofaro, vittime di un tragico incidente sul lavoro avvenuto la notte tra sabato e domenica scorsa. Stamattina la città pitagorica si è fermata per l'ultimo saluto al medico che tutti conoscevano per le sue capacità manageriali e le sue doti umane. È stata la figlia Doriana in chiesa insieme ai fratelli a ricordare il padre. Grazie per averci insegnato che la famiglia è dappertutto, nel lavoro e a casa. Grazie per averci insegnato il rispetto per le donne, come tu hai sempre fatto. Grazie per averci insegnato a non mollare mai perché si sta dappertutto. Grazie per averci insegnato ad inseguire i sogni, perché un vincitore è un sognatore che non deve arrendersi mai. Grazie per averci insegnato che qualsiasi sia il tuo desiderio, l'umiltà è ciò che ci caratterizza e ogni giorno un giorno buono per poter darci la parola. Grazie di tutto, papà. Io, con Benedetta e Lorenzo, ti promettiamo che porteremo avanti il tuo lavoro. A te Massimo Marrelli, a te Luigi Ennio Colacino, a te Mario Cristoforo e a te Santo Bruno. Questo applauso è tutto per te. Una folla composta dentro e fuori dal Duomo, uno striscione dei palloncini neri all'uscita del feretro, il rito celebrato da Monsignor Luigi Cantafora, vescovo di Lamezia Terme. 4 morti e il buio sulla città, ha detto il presule. Il presidente della regione Mario Oliverio si è recato nelle diverse camere ardenti, sostando dinanzi alle bare ed esprimendo personalmente le condoglianze alle famiglie. Sono ore di sgomento per la Calabria. A Cosenza per una nuova operazione antidroga della squadra mobile, in manette una banda di spacciatori che agiva nel centro storico. Il procuratore spagnolo ha parlato di vera e propria emergenza sociale. Vediamo.
Ancora un'operazione antidroga a Cosenza, stavolta sono stati presi i pusher che operavano nel centro storico. 2 persone destinatarie di misure in carcere, una terza che era destinataria di misura di applicazione del braccialetto elettronico, ma in mancanza della custodia cautelare in carcere, quindi al momento è in carcere, altre 6 agli arresti domiciliari e i restanti 4 destinatari del divieto di dimora a Cosenza. L'operazione scaturisce da 2 diversi filoni di indagine, poi confluiti in un solo procedimento. In particolare si è partiti dalla morte per overdose di una donna sarda di 37 anni, avvenuta nel dicembre del 2016 a Cosenza. Di droga in città ne circola davvero tanta, soprattutto tra i giovanissimi, e ormai è stato detto non ci si può limitare alla sola repressione del fenomeno. Non è sufficiente, occorre un impegno di tipo straordinario da parte delle istituzioni in prevenzione, da parte delle associazioni, da parte dei medici, dei sanitari e poi da parte della società civile. Le famiglie non devono rivolgersi a noi solo nel momento in cui il problema è diventato ormai terribile, cioè quando ormai il figlio picchia, minaccia per avere il denaro per comprarsi lo stupefacente. Il problema va affrontato prima, di modo da dare una risposta di tipo terapeutico a questi giovani. La Procura si sta muovendo per affrontare il problema anche a livello informativo e formativo. Lavoriamo con le prefetture, lavoriamo con la Chiesa, perché la Chiesa ha una presenza tramite i docenti di religione capillare all'interno delle scuole. Cerchiamo di creare, questa è l'innovazione, la novità, di creare professionalità specifiche nell'ascolto del disagio. Più che fare il convegno che alla fine poi è un po' autoreferenziale, cerchiamo di fare un lavoro di profondità di modo da cercare di salvare il più possibile chi si trova in questo tipo di problema. A Catanzaro adesso, perché sono ancora senza esito le ricerche del natante, proprietario di una barca a vela, disperso dopo che proprio la barca è finita contro un molo. Vediamo. Ecco la barca a vela che si è schiantata contro uno dei moli del porto di Catanzaro Lido. L'area è stata messa in sicurezza dai vigili del fuoco, dai carabinieri e dal personale della Guardia Costiera. Dalla spiaggia una folla di curiosi osserva le operazioni. A bordo dell'imbarcazione non c'era nessuno. Cos'è accaduto è quello che stanno cercando di stabilire gli inquirenti. Al momento solo ipotesi. Il natante, secondo alcune testimonianze, sarebbe stato visto ieri mattina al largo di Soverato con alcune persone a bordo, ma quando la barca è stata spinta a riva dalle onde, dell'equipaggio nessuna traccia. Le ricerche di eventuali dispersi sono riprese questa mattina alle 5:30. Il forte vento e il mare in tempesta rendono difficili le operazioni. Sono stati ispezionati gli scogli presenti nella zona, mentre le motovedette hanno perlustrato il tratto di mare in località Giovino. Già nel pomeriggio di ieri era stata avvistata in mare una sagoma, pare di una persona, circa a 150 metri dalla battigia, ma il mare grosso e il forte temporale hanno creato non poche difficoltà ai soccorritori. Con il buio poi è stato deciso di sospendere le ricerche riprese, come dicevamo, questa mattina. Intanto in alcuni borsoni rinvenuti all'interno dell'imbarcazione sono stati trovati 2 documenti di identità, di cui uno di nazionalità turca. Gli inquirenti sono al lavoro per risolvere quello che al momento appare un giallo. Cosenza prima per Legambiente, questa è una buona notizia, la città dei Bruzzi prima nel centro-sud, quinta in Italia per il rapporto ecosistema urbano 2018. Vediamo. Le isole pedonali sono il punto di forza di Cosenza. La città dei Bruzzi scala le posizioni della classifica stilata da Legambiente sull'ecosistema urbano nei capoluoghi di provincia, grazie anche all'incremento delle zone senza traffico, che sono quintuplicate rispetto all'ultima rilevazione. Si è passati infatti da 0,20 a 1,05 metri quadrati ad abitante. In una graduatoria che vede soltanto città del centro-nord fino alla 40ª posizione, spicca il quinto posto di Cosenza. La classifica tiene conto di diverse voci: la qualità dell'aria, i consumi e le perdite idriche, la produzione di rifiuti e la percentuale di raccolta differenziata, la disponibilità dei trasporti, l'ambiente e l'energia rinnovabile prodotta.
Per ognuno di questi criteri viene assegnato un punteggio per un massimo di 100 e se Mantova è la città più eco d'Italia con 78,14 punti, la città dei Abruzzi con 71,42 rientra saldamente nella top 5, staccata di pochissimi punti percentuali da Parma, Bolzano e Trento. Le altre calabresi arrancano: Catanzaro al 42esimo posto, Reggio Calabria al 74esimo, Crotone al 92esimo e Vibo Valentia al 96esimo. La raccolta differenziata premia Cosenza e Catanzaro con percentuali molto elevate rispetto alla media regionale. Nella città dei Abruzzi è minore la produzione pro capite di immondizia. Crotone e Vibo invece sono ancora molto lontane da percentuali accettabili e anche per la dispersione idrica occupano le posizioni peggiori. Positivo invece il rapporto ai cittadini crotonesi con l'acqua domestica, al primo posto in graduatoria per moderazione nel consumo. Tornando a Cosenza, punti di forza sono anche l'utilizzo di energie rinnovabili grazie alla diffusione di impianti fotovoltaici, solari e termici sugli edifici pubblici e il verde pubblico. Ogni cosentino può contare infatti su 24 alberi. No al decreto Salvini, riunione a Catanzaro di comuni, enti gestori, le stesse associazioni per riaffermare il valore degli SPRAR, insomma c'è preoccupazione anche in Calabria, vediamo. Hanno espresso tutto il loro disappunto ai contenuti del decreto Salvini sulla sicurezza e l'immigrazione, i centri di accoglienza per richiedenti asilo e rifugiati del sistema SPRAR della provincia di Catanzaro, che hanno organizzato un'iniziativa per esprimere opposizione e disaccordo ai contenuti della delibera pubblicata lo scorso 5 ottobre. Sindaci della provincia di Catanzaro, che ospitano centri SPRAR, oltre al presidente della provincia Enzo Bruno e al presidente di ANCI Calabria Gianluca Callipo e al coordinatore degli enti gestori degli SPRAR territoriali Carlo Leone, hanno fatto fronte comune per ribadire il no agli aspetti critici del decreto legge. Sembra quasi un disegno, a mio avviso. Studiando il decreto appare quasi come se si volesse incentivare un'illegalità diffusa, no? Per poi avere un ritorno in termini di consensi rispetto a quello che si può creare in città. Noi in questi anni abbiamo garantito l'accompagnamento delle persone, seguirle passo passo con piccoli numeri nei paesi nei quali ci sono gli SPRAR, nelle città nei quali ci sono gli SPRAR rapportati alla popolazione, quindi non abbiamo creato gli agglomerati, insomma parliamo di poche decine di migranti ma che vengono seguite da operatori qualificati in collaborazione e in sinergia con le amministrazioni comunali. Un decreto che andrebbe rivisitato e corretto, dicono all'unanimità, coinvolgendo chi da anni opera nel settore. Un modello che funziona, un modello integrativo capace di dare risposte ai tanti immigrati ma soprattutto anche ai nostri comuni. Noi siamo un popolo di immigrati e come tale siamo stati una risorsa per i paesi che ci hanno accolto e anche noi vorremmo che i tanti immigrati che vengono da noi siano una risorsa. Provvedimenti che costituiscono una brusca inversione di tendenza in materia di riconoscimento dei diritti dei migranti e di gestione del fenomeno migratorio. Non credo che i rimpatri risolveranno il problema, il rischio concreto è che ci ritroveremo moltissime persone deboli che hanno bisogno di assistenza, che usciti dallo SPRAR saranno comunque sui territori e dovranno essere assistiti dai comuni. Si torna verso i CAS, quindi verso la concentrazione delle persone, degli immigrati in pochi centri, magari di migliaia di persone, con le difficoltà e le problematiche che già conosciamo, che abbiamo visto nel recente passato. Parliamo adesso di Regione e di Trenitalia per un accordo che di fatto ha rilanciato la tratta ionica. Vediamo. Si tratta di dare attuazione all'accordo di programma dell'8 novembre 2012 tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e la Regione Calabria per quanto riguarda il trasferimento delle proprietà alla Ferrovie della Calabria SRL. I beni in questione sono suddivisi in patrimonio disponibile e patrimonio non disponibile. Il patrimonio non disponibile è quello che oggi viene utilizzato per il servizio ferroviario e quindi sono beni necessari che non possono essere alienati. Per quanto riguarda invece il patrimonio disponibile sono tutti quei beni per i quali si può decidere cosa fare, se venderli per esempio o valorizzarli. Questi beni entreranno quindi nella disponibilità di Ferrovie della Calabria attraverso un passaggio formale che viene portato alla luce soltanto quest'anno, giacché
bisognava attendere una variazione che è stata inserita nella manovra finanziaria dello scorso anno, che ha consentito di eliminare l'imposta di registro per le ex concesse. Quindi sarà poi Ferrovie della Calabria che in maniera autonoma deciderà come valorizzare il patrimonio che verrà consegnato ufficialmente trasferito dalla Regione alla Ferrovie della Calabria. Chiuso il processo Ragate a Cosenza, assolto Umberto De Rose, vediamo questa e tante altre notizie nelle nostre brevi. Tornato in libertà Michele Ripepi, il giovane di 18 anni coinvolto nell'indagine per l'omicidio del padre Massimo commesso secondo l'accusa dal cognato Giuseppe Carnovale il 21 ottobre scorso nella frazione Episcopio di Vibo Valentia. Il GIP, in accoglimento dell'istanza presentata dal difensore del giovane, ha disposto l'immediata liberazione. Era stato fermato per favoreggiamento. Non ci fu violenza privata. Umberto De Rose, titolare dello stabilimento tipografico in cui veniva stampato il quotidiano L'Ora della Calabria, è stato assolto dal Tribunale di Cosenza nell'ambito del processo denominato Ora Gate. L'imprenditore è stato assolto perché il fatto non sussiste. Sequestrata a Cosenza un'area adibita a discarica abusiva dai militari della stazione Carabinieri Forestale e dal NIPAF, che hanno denunciato per gestione illecita di rifiuti e discarica abusiva e detenzione di fauna protetta, un uomo di Cosenza, già noto alle forze dell'ordine, che aveva realizzato in località Caricchio una vera e propria discarica abusiva. All'interno dell'area rinvenute gabbiette di Cardellini, Verdone e Verzellino. È stato rintracciato ed in buone condizioni il 70enne pugliese di cui non si avevano notizie da ieri mattina, che era andato a cercare funghi nelle montagne nel territorio di Corigliano Calabro. È stato trovato stamani da un pastore. L'anziano non conosceva i luoghi e non aveva con sé il cellulare. Numerosi gli interventi dei Vigili del Fuoco in Calabria a causa dell'ondata di maltempo. Nel Crotonese gli specialisti speleo-alpino-fluviali sono intervenuti per portare in salvo alcuni anziani rimasti isolati nella loro abitazione. A Catanzaro intervenuti per allagamenti, alberi sradicati e smottamenti, così come nella Presila catanzarese. E c'è una precisazione: non è prevista alcuna apertura di hotel a Tropea da parte di Cristiano Ronaldo. Lo fanno sapere fonti vicine al calciatore portoghese, commentando le indiscrezioni che ventilavano l'apertura la prossima primavera di un hotel della catena proprio che fa capo a Ronaldo nella cittadina costiera calabrese. Appunto questa notizia viene smentita dallo staff di Ronaldo. Siamo allo sport, via Stroppa al suo posto Massimo Oddo. Il Crotone nel tardo pomeriggio ha deciso di esonerare il tecnico e di affidarsi per la sfida di mercoledì a Lecce all'allenatore della Primavera Moschella. Il Cosenza invece si prepara alla sfida di domani con la capolista Pescara. Vediamo. Mi sono rotto le scatole di guardare gli avversari che vanno in porta con questa facilità. Adesso, al di là del calcio d'angolo, però per come l'abbiamo procurato è assurdo. Assurdo che un mio giocatore in possesso di palla possa gratuitamente concedere il calcio d'angolo, poi gratuitamente concediamo il gol, dopodiché incomincia la nostra partita. Queste sono le ultime parole dette nel post gara con la Salernitana da Giovanni Stroppa, che da oggi pomeriggio non è più il tecnico del Crotone. La società ha fatto sapere di aver sollevato dall'incarico l'allenatore e ha annunciato che in vista del match infrasettimanale di mercoledì contro il Lecce, la panchina è stata affidata al tecnico della Primavera Ivan Moschella, in attesa dell'arrivo a Crotone del nuovo allenatore Massimo Oddo. Sarà Oddo dunque il mister chiamato a risollevare le sorti di un Crotone che ha iniziato la stagione di Serie B con il freno a mano tirato, con l'ambizione di tornare al più presto nella massima serie calcistica. Il pareggio con la Salernitana non è piaciuto ai vertici rossoblù, che nelle ore successive al posticipo hanno maturato la decisione di esonerare il tecnico, forse per l'atteggiamento mostrato dalla squadra nella seconda sfida casalinga consecutiva.
neanche il tempo per assimilare le decisioni maturate che già mercoledì si torna in campo. Ad attendere i rossoblù il Lecce reduce dal pareggio riacciuffato nel derby con il Foggia. Cosenza invece ospiterà domani la capolista, al Marulla il pubblico delle grandi occasioni per la gara in notturna con il Pescara. I lupi sono costretti a voltare pagina archiviando la cocente sconfitta di Brescia. L'avversario non è dei più semplici da affrontare, ma forse lo scivolone con il Cittadella ha minato le certezze della squadra di Pillon, che di sicuro punta a conquistare l'intera posta in palio. Dall'altra parte mister Braia ha qualche problema di formazione, anche se potrà contare sul recupero di Di Piazza e Bearzotti. Il patron Guarascio lancia un appello alla tifoseria, invitando tutti a stare al fianco della squadra. Episodi sfavorevoli, ha detto, ma dobbiamo restare uniti e credere nell'obiettivo prefissato. In Serie C il Rende si gode la vittoria in trasferta che vale il -1 dalla vetta della classifica, in attesa del derby di sabato con la Reggina che reduce dal pareggio interno con la Juve Stabia. Il piglio è sempre quello giusto, no? Perché noi abbiamo affrontato tutte le partite con il giusto modo che il Rende deve fare. E siamo stati bravi poi alla fine a ribaltare una partita che sull'1-1 e in 10 loro, quindi in inferiorità numerica, non riuscivamo magari a trovare l'ultimo passaggio. Sapevamo che affrontavamo una squadra importante, una squadra che arriverà sicuramente in alto perché ha un allenatore capace, un allenatore bravo, una squadra che gioca, che non butta via mai la palla, con giocatori che hanno fatto categorie diverse dalla C, per cui in questo senso è stato un bel punto. È chiaro che poi c'è un po' di rammarico perché potevano essere 3 i punti e avrebbero fatto vedere le cose in maniera addirittura diversa. Pareggia a Monopoli anche il Catanzaro, che spreca una ghiotta opportunità di portarsi verso le zone alte della classifica, ma c'è subito la possibilità di recuperare quando sabato al Ceravolo arriverà il Bisceglie. Credo che il risultato alla fine che è venuto fuori sia un risultato giusto. Noi abbiamo provato a giocarci alla partita e credo che ad esempio rispetto al Catania oggi noi abbiamo sofferto un pochino meno, premesso che il Monopoli è un'ottima squadra, ben allenata, e che su questo campo non è facile vincere. Sia noi che loro abbiamo avuto occasioni, forse noi anche un po' più importanti, non abbiamo visto l'ultimo passaggio a campo aperto, vabbè, è un peccato. La musica adesso a Catanzaro, poesia, virtuosismi sonori per il concerto di Sergio Cammariere. Vediamo. È un musicista che non tradisce la sua formazione jazzistica e classica, a cui unisce la canzone d'autore e la sua passione per i ritmi sudamericani. Sergio Cammariere incanta il numeroso pubblico del Politeama di Catanzaro. Musica, poesia e virtuosismi sonori per un concerto emozionante e coinvolgente. Successo dunque per il terzo appuntamento del Festival d'autunno dedicato ai grandi interpreti. L'artista crotonese riesce ad entrare in empatia con il pubblico, si commuove eseguendo Padre nella notte, un brano intenso che dà la misura della sua straordinaria umanità. Di formazione jazzistica e classica, Cammariere è poi approdato alla canzone d'autore spesso ispirata ai ritmi sudamericani. Ad accompagnarlo sul palco una band affiatata di musicisti: Daniele Tittarelli al sax, Luca Bulgarelli al contrabbasso, Amedeo Ariano alla batteria e Bruno Marcozzi alle percussioni. Domani sarà inaugurato il 16° anno accademico dell'Università della Terza Età a Casali del Manco, nel Cosentino, l'Università Ilde Turco Dodaro. Le lezioni si terranno il martedì pomeriggio alle 17 proprio nel comune di Casali del Manco, località Casole Bruzio. Chiudiamo con le previsioni del tempo. Sarà un inizio di settimana all'insegna del mercato maltempo su buona parte dell'Italia, a causa dell'affondo di una seccatura artica sulla penisola iberica, che ha causato la formazione di un vortice di bassa pressione e che nelle prossime ore si approfondirà tra il Golfo del Leone e il Golfo Ligure, provocando l'arrivo di una nuova e violenta perturbazione sull'Italia, che interesserà maggiormente il centro-nord dell'Italia.
Tuttavia, anche la nostra regione, nella giornata del lunedì, ne sarà lievemente interessata e localmente le piogge potrebbero essere anche di forte intensità. Ed accompagnata da venti sostenuti di scirocco, che dalla serata del lunedì tenderanno a disporsi da ponente sui versanti tirrenici. Martedì, al mattino residui fenomeni insisteranno sulla Calabria settentrionale, ma in rapido miglioramento. Altrove cieli generalmente poco nuvosi, temperature in ulteriore calo. E adesso analizziamo lo stato di mari e venti. Martedì, molto mosso il Mar Tirreno con venti moderati dai quadranti occidentali. Molto mosso il Mar Ionio con venti tra moderati e forti dai quadranti settentrionali. Ed è tutto, grazie per essere stati con noi, grazie in regia, Michele Cava e messi in onda, Giuseppe Costanzo, noi vi auguriamo un buon proseguimento. Cerca Teleeuropa sul tuo Play Store o Apple Store e scarica la nostra app.